Allora, vi dico una cosa, boh, sono onesta, sono. Roma-Pisa, finita 5 minuti, no, ma nemmeno 5 minuti, 5 secondi fa, mo ho iniziato a registrare. Ha un solo nome questa partita, Doyle Malen. Ha fatto 10 gol in da 12 partite. Cioè, questo attaccante da quando è arrivato alla Roma ci ha fatto dei flacelli in campo. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Mercato, batta Napoletano, come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, vai giù. Malen, attaccante della Roma, sorprende tutti. Non mi ricordo se quest'anno ha fatto doppiette o triplette, ma ricordo che almeno tipo 2 settimane dopo che è arrivata alla Roma, ha fatto una doppietta, se non sbaglio. No, è l'unica volta che mi ricordo. Potrebbe essere che ne ha fatte altre di doppiette, triplette, però probabilmente io non me ne ricordo poche. Vabbè, un attaccante mostruoso perché a fare 12 gol, cioè 12, in 12 partite, 10 gol non è poco, non è poco. Cioè, da quando è arrivato sta tipo 14-15 gol, se no no, anche di più. Cioè, ha superato molti attaccanti che stanno da un sacco di tempo in Serie A. Vabbè, lo sappiamo che i giocatori che provengono dall'estero fanno sempre benissimo. I ragazzi, un Pisa, una Roma mostruosa, come già detto, scusate se sono ripetitivo. E un Pisa che dice, Aggio, ma io sono retrocesso, ma ormai oggi faccio, mancano 7-8 giornate di campionato, tengo a coprire, ormai sono già in Serie B, quindi come un botto. Però secondo me il Pisa può lottare magari per qualche altra partita, ovvero questa qui era quella là decisiva che garantiva la retrocessione oppure la salvezza. Però campionato manca ancora qualche partita, ancora lungo il campionato, mancano 7 settimane alla fine, 7-8 settimane alla fine del campionato e siamo tranquilli, vediamo un po' che succede a fine campionato, a fine maggio. Maggio, io ho solo questo da dire, sinceramente, c'era poco da dire di questa partita, che la Roma ha fatto uno sfracello e che Malen fa paura. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao, vai giù.